Oggi è stata una delle pagine più tristi della nostra comunità per via della prematura scomparsa di Lorena, della famiglia 40. Con queste parole il sindaco di Favara, Anna Alba, ha lanciato il suo messaggio ieri sui social. Il sindaco ha anche deciso di indire per la giornata dei funerali il lutto cittadino, concordandolo con il suo collega di Furcisiculo. Veramente oggi è stata una delle pagine più tristi per la nostra comunità a causa della prematura scomparsa di Lorena e del dolore della famiglia 40. Io veramente ci siamo sentiti con il sindaco della città che l'ha ospitata fino ad oggi e anche lui si unisce a tutto il cordoglio della nostra comunità. Abbiamo deciso insieme di indire il lutto cittadino il giorno in cui Lorena rientrerà a casa per l'ultimo saluto. Veramente io non ho parole, ho sentito alcuni parenti della famiglia e potete immaginare che cosa stia succedendo in queste ore dove questa emergenza sta amplificando ancora di più le difficoltà e il dolore stesso. Stiamo cercando di fare il possibile per poter permettere alla famiglia o comunque ai familiari più intimi di poterla salutare. Cosa dire? Io veramente non ho parole e sono molto provata e molto triste oggi perché veramente è straziante come una ragazza così giovane, così bella, così piena di vita eh, abbia smesso di vivere e soprattutto il dolore della famiglia, dei genitori, dei nonni e degli zii. Ci stringiamo veramente come comunità a questa famiglia e possiamo solo in questo momento pregare tanto affinché lo sconforto non offuschi le menti della famiglia 40. So che veramente è difficile, ogni parola può risultare superflua, quindi non voglio aggiungere altro se non di invitare tutta la comunità a pregare, perché purtroppo questa forzatura di rimanere a casa, ripeto, amplifica le difficoltà. Quindi preghiamo per questa famiglia e soprattutto per questa ragazza che non meritava così di finire il suo cammino in questa terra. Quindi il mio appello rimane sempre lo stesso, rimaniamo a casa e oggi aggiungo di pregare per questa splendida ragazza perché possa veramente riposare in pace.